Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Oggi ci troviamo ai Prati di Tivo in provincia di Teramo e il percorso che andremo a fare oggi ci porterà in vetta al Corno Piccolo che da qui non vediamo. Si potrebbe di norma parcheggiare la macchina al piazzale e poi prendere la funivia fino alla Madonnina per poi iniziare il percorso, ma purtroppo la funivia è chiusa da ormai 2 anni, quindi abbiamo parcheggiato la macchina qui al rifugio Cima Alta alle mie spalle e proseguiremo a piedi seguendo questo sentiero. Sarà un po' più dura perché dovremmo arrivare fino alla Madonnina a piedi, però non fa niente perché sembra esserci una giornata meravigliosa, non c'è neanche una nuvola, ma molto probabilmente si annulerà quando arriveremo in vetta, come sempre. Beh, partiamo, va! Fino alla croce non possiamo sbagliarci perché il sentiero è uno e questo qui, quindi è molto facile raggiungerla. Arrivata la croce, o perlomeno avvistata la croce, gireremo a destra e passeremo dove sono quei ragazzi lì. Arrivati al primo bivio, qui nei cartelli una volta c'era scritto a destra Sella di Cima Alta, che è quella dove vedete la croce, e a sinistra per i vari percorsi che salgono sul Corno Piccolo, sul Corno Grande, o comunque per chi volesse fermarsi prima alla Madonnina o all'albergo di pietra, che è quello lì che probabilmente in camera adesso non si vede. Comunque noi prendiamo questa strada qui, cioè non questa qui dritta perché sennò moriamo. Andiamo qui, seguiamo il percorso e continuiamo a salire. Siamo arrivati all'albergo di Ruto. Adesso continuiamo verso seguendo il percorso 103 che ci porta fino alla funivia La Madonnina, ovvero lì. Dal rifugio Cima Alta all'albergo ci abbiamo messo più o meno 30 minuti, siamo andati abbastanza spediti. Adesso con un'altra decina di minuti dovremmo essere alla Madonnina e poi prendiamo un percorso che da qui non si vede, comunque costeggia sulla destra il Corno Piccolo. Arrivati alla Madonnina, in realtà è qui dietro, continuiamo la salita verso il sentiero Ventricini, che da qui comunque ancora non vediamo, quindi proseguiamo dritti, poi a un certo punto ci sarà un bivio e gireremo a destra. Arrivato al bivio prendiamo il 105, direzione sentiero Pierpaolo Ventricini, quindi di qua. Allora, qui abbiamo il Corno Piccolo, di fronte a noi invece qui abbiamo Pizzo Intermesoli e alla nostra destra la vetta settentrionale di Pizzo Intermesoli. Quello giù è il lago di Campotosto, ma non credo si veda. Arrivati all'attacco della ferrata, ci imbrachiamo, dai.
Condor. Comunque mi preme sottolineare che questi non sono video didattici, quindi prendete le cose con le pinze. Allora, noi veniamo da lì, arrivati a questo punto c'è un bivio, una strada va di qua e una strada va di qua, non è segnato un po', quindi avete la possibilità, se non avete un GPS o una cartina, di sbagliare del 50%. Sbagliare. Entrambi i percorsi portano alla vetta del Corno Piccolo, però questo a sinistra, segnato lì rosso, è la via normale, quindi non attrezzata, più facile. Di qua si va per la ferrata Danesi, è leggermente più complesso, comunque vabbè, ci vuole il kit della ferrata, eccetera eccetera. Noi ovviamente passiamo di qua. Arrivati a questo bivio giriamo a sinistra per prendere l'imbocco della ferrata Danesi. Seguite i segnali gialli e rossi. Siamo arrivati all'attacco della ferrata Danesi, facciamo l'ultimo sforzo e siamo in vetta. Dritto. Sembra di stare sugli scogli. Tra l'altro io continuo a parlare, ma non so se sta registrando la GoPro, cioè se la batteria è ancora carica. Arriviamo alla croce e controlliamo. Parte finale. Ciao. Ciao. Allora ragazzi, siamo arrivati in vetta, Corno Piccolo, 2000, non mi ricordo, aiuto all'esterno, eccolo, 2655, 655, temperatura ottimale, perfetta. Giornata ottima, è vero. A sinistra il mare, dietro il Corno Grande, Campo Imperatore e l'Aquila. E adesso riscendiamo per la normale invece che per la Danesi e risbucheremo dal rifugio Franchetti, che è quello lì, per poi riscendere fino alla Madonnina e andare a riprendere la macchina al piazzale, sperando che prima o poi riaprano quella casa di funivia. Quello è lo scandalo. Lo scandalo.
Arrivati al rifugio Franchetti. Giro pazzesco, veramente un bel giro. Adesso birretta e poi riscendiamo a piedi fino al piazzale. Ragazzi, siamo riscesi, siamo vicino all'albergo. Le gambe cominciano a essere pesantucce, però ci siamo, dai, ormai manca poco.